sperando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? We can love back, we can love back, we can be together. Gentili telespettatori e appassionati di ciclismo, benvenuti a Staggia Senese per la 59esima edizione del Giro dei Tre Comuni, una classica del ciclismo toscano riservata alla categoria allievi, che prende il via quest'oggi in una giornata uggiosa di giugno. Infatti, come vediamo dalle immagini, il tempo non è sicuramente dei migliori, il cielo minaccia pioggia per questa gara riservata, come ho detto, alla categoria allievi, che vedrà al via 30 ragazzi di questa categoria con età compresa tra i 15 e i 16 anni. Erano 36 gli iscritti, purtroppo non c'è stata la partecipazione sperata dagli organizzatori, anche a causa del gran numero di corse che quest'anno non è sicuramente in linea con il numero dei tesserati nella categoria allievi per quanto riguarda la regione toscana. Mentre vediamo le immagini delle firma del foglio di partenza di misurazione dei rapporti, vi ricordo che la direzione di corsa è affidata a Paolo Malafon, coadiuvato da Benedetti II, il presidente di giuria è Massimo Fanini, il componente Wanda Ceccarelli, il giudice d'arrivo Sonia Merlini. La radiocorsa è a cura di Luciano Sanmicheli. Siamo proprio nelle immagini che ci mostrano ormai momenti imminenti alla partenza. Come vediamo siamo nel parco adiacente agli impianti sportivi di Staggia Senese, dove avviene anche la sagra della ranocchia che si svolge in questo periodo. Firma del foglio di partenza per gli atleti della ciclistica Cecina. In questo momento li vediamo al foglio firma di partenza, mentre con le immagini adesso stiamo guardando la misurazione dei rapporti per questi atleti della categoria allievi impegnati nel trofeo, nel 59esimo Giro dei Tre Comuni Memorial Maurizio Logi, una grande classica del ciclismo allievi che è giunta alla 59esima edizione, che valida anche come 17esimo trofeo Lasa Idea. Ma Paolo Malafon lo abbiamo visto sulla macchina del direttore di corsa, mentre queste sono le immagini del principale sponsor della manifestazione, la Lasa Idea, che dà il nome anche al trofeo Lasa Idea, giunto alla 17esima edizione, ormai pronti per la partenza che sta per essere data ai 30 allievi impegnati in questa corsa, che quindi partono in questo momento proprio dal piazzale della Lasa Idea, prendono il via in questo istante. In programma un totale di 65 km e 900 metri, un primo giro iniziale con i classici percorsi vallonati della campagna senese, dopodiché i tre giri che saranno sicuramente contraddistinti dalla strappo, l'impegnativa salita corta ma veramente impegnativa verso il Gran Premio della Montagna di Fontana, che segnerà probabilmente questa 59esima edizione del Giro dei Tre Comuni. Immagini che ci giungono in questo momento proprio dal primo giro un po' più semplice. Siamo in località Pian del Casone, dove è posto lo stabilimento della Lasa Idea, principale sponsor di questo 59esimo Giro dei Tre Comuni. Ed allora vi ricordo anche quelli che sono gli altri partner della manifestazione: lo Scotti Auto di Poggi Bonzi, l'immobiliare Poggetto e la trattoria della Rana a Staggia Senese. Con le immagini siamo passati al 10° chilometro di corsa, c'è subito un attacco, andatura da subito sostenuta nonostante il cattivo tempo. Con il numero 34 abbiamo solitario al comando Riccardo Soldani della San Cascianese Ciclismo, che sta spingendo in questo momento. Lo vediamo, siamo, come vi ho già detto, al 10° chilometro di corsa, lo lasciamo passare in questo momento. Ci troviamo in località Poggi Bonzi, stiamo per entrare nel comune di Poggi Bonzi. Questo è il gruppo che insegue con un ritardo di 14 secondi. In testa al gruppo con il dorsale numero 17 abbiamo Roberto Burbi del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese, che sta cercando di pilotare il plotone all'inseguimento del fuggitivo solitario al comando. Vi ho detto che si tratta di Riccardo Soldani dell'Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo. Svolta a destra in questo istante, si svolta verso poi quella che sarà il ritorno verso Staggia. Si imbocca in questo momento la strada statale Cassia per gli atleti che sono impegnati, vi ricordo, nel 59esimo Giro dei Tre Comuni. Come vedete in questo momento ha anche iniziato a piovere, la strada bagnata, un'insidia in più per questi ragazzi che hanno, come vi ho già ricordato, un'età compresa
tra i 15 e i 16 anni. Con le immagini siamo passati al 16° chilometro, è stato concluso il primo giro, quello più semplice. Adesso la strada inizia a salire verso il Gran Premio della Montagna di Fontana, ancora tutto solo il dorsale numero 34 Riccardo Soldani, Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo. Questo atleta è al primo anno nella categoria, è nato il 28 agosto 1995, in questo momento lo vediamo nelle prime rampe verso il Gran Premio della Montagna di Fontana, una salita non particolarmente impegnativa nel suo complesso, ma che sicuramente con le pendenze proibitive che la contraddistinguono potrà sicuramente fare una buona selezione. È uno strappo di circa 1 km e 200 metri che però ha pendenze che arrivano fino al 10%. Da allora in questo momento Soldani sta cercando di avvantaggiarsi ancora nei confronti del gruppo, ci sta riuscendo perché adesso il suo vantaggio è nell'ordine di 1 minuto primo, quindi grande azione quella del corridore dell'Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo, che vediamo impegnato proprio in uno dei tratti più impegnativi della salita verso Fontana. Lo lasciamo sfilare, aspettiamo il gruppo che arriva in questo momento con un ritardo che è salito ad 1 minuto e 12 per il plotone, che come vediamo da queste immagini non sembra per il momento intenzionato a raggiungere il fuggitivo solitario del comando. Mancano ancora tanti chilometri alla conclusione, un percorso selettivo, quello del 59° giro dei 3 comuni organizzato dal team Perugini Gomme, che è valido anche come 17° trofeo Lasa Idea Memorial Maurizio Logi. E allora col gruppo impegnato in questo momento nelle rampe verso il Gran Premio della Montagna di Fontana, vediamo in testa con il dorsale numero 22 abbiamo Nicolò Reali, che milita nella società ciclistica Castelfiorentino Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, ma vediamo anche altri atleti. Con il dorsale numero 8 abbiamo visto in questo momento Andrea Olmastroni della ciclistica figlinese, che prova ad allunga sul tratto più impegnativo verso il Gran Premio della Montagna di Fontana. Con il dorsale numero 8 Andrea Olmastroni alla sua ruota si porta con il dorsale numero 20, lo abbiamo visto in precedenza, si tratta di Lorenzo Friscia. Poi con il 22 prende ancora l'iniziativa Nicolò Reali, ma torniamo in testa, c'è ancora tutto solo il dorsale numero 34 Riccardo Soldani. Siamo al 27° chilometro di gara, è diminuito il suo vantaggio nei confronti del plotone, che adesso è segnalato con un ritardo di 36 secondi, quindi Riccardo Soldani, Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo, si sta impegnando ancora in questa bella azione solitaria, merita sicuramente un plauso questo atleta al primo anno nella categoria. Aspettiamo il gruppo che, come vi ho detto, adesso ha un ritardo di 36 secondi, c'è un atleta che anticipa leggermente il gruppo, adesso andremo a vedere di chi si tratta. Con il dorsale numero 17 troviamo Roberto Burbi, gruppo sportivo Olimpia Valdarnese, che sta cercando di riportarsi per primo sul fuggitivo solitario del comando. Ancora tutto solo Riccardo Soldani con un vantaggio di 36 secondi nei confronti di questo primo inseguitore, che però viene raggiunto dal dorsale numero 13. Si tratta di Marco Brogi della ciclistica figlinese, quindi 2 atleti per il momento all'inseguimento del dorsale numero 34 Riccardo Soldani, ma come vediamo sta rientrando praticamente tutto il gruppo. Adesso prova ad allungare con il dorsale numero 33, si tratta di Manuel Pesci, compagno di squadra del fuggitivo solitario del comando. Ancora scatti e controscatti, ci trova con il dorsale numero 20 Lorenzo Friscia, supporta su di lui con il 14 Stefano Tinaglia della società ciclistica Olimpia Valdarnese, quindi davvero una gara molto animata nonostante lo scarso numero di partenti che stanno dando battaglia sulle strade della provincia di Siena. Siamo passati con le immagini al 31° chilometro e questa è la seconda ripetizione della salita di Fontana. Ancora tutto solo il dorsale numero 34 Riccardo Soldani, Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo, che sta però perdendo nei confronti del gruppo, che si sta piano piano riportando su di lui. In questa immagine lo vediamo proprio un po' in difficoltà nella salita verso il Gran Premio della Montagna di Fontana, ormai vicino alla vetta di questa asperità, che come vi ho detto più di una volta è un'asperità particolarmente breve, ma che presenta pendenze molto impegnative che arrivano e superano il 10%, quindi in questo momento Riccardo Soldani sente il peso dei tanti chilometri di fuga in solitaria, ce la sta mettendo tutta l'atleta della San Cascianese Ciclismo, ma in questo momento non è facile
per lui riuscire a mantenere lo scarso vantaggio che ha nei confronti del gruppo, che come abbiamo visto in precedenza sta viaggiando ad altissima velocità. Si volta ancora Riccardo Soldani in questo tratto impegnativo. Adesso la strada tra non molto spianerà, un lungo falso piano che porterà gli atleti fino all'ingresso della superstrada Siena-Firenze, dopodiché la picchiata verso Colle Valdelsa, ma sarà veramente difficile per Riccardo Soldani riuscire a raggiungere il traguardo. Con il dorsale numero 34 si sta impegnando ormai in vista del Gran Premio della Montagna, che transita per primo in questo momento Riccardo Soldani, gruppo che arriva in questo momento guidato dal dorsale numero 33, è un compagno di squadra di Soldani, si tratta di Manuel Pesci. Insieme a lui con il 20 abbiamo Lorenzo Friscia. Questi due atleti hanno un ritardo di 20 secondi nei confronti dell'attaccante solitario del comando, si stanno impegnando per riuscire ad evadere dal gruppo. Questo è il falso piano di cui vi parlavo, che è posto al termine della salita di Fontana. Allora, due atleti all'inseguimento del corridore fuggitivo solitario del comando, che sta veramente animando questa 59esima edizione del Giro dei Tre Comuni. Un applauso veramente a Riccardo Soldani. Alle sue spalle adesso abbiamo un tandem, lo vediamo inquadrato con il dorsale numero 20 Lorenzo Friscia, che però in questo momento vengono raggiunti dal gruppo, che quindi viaggia compatto all'inseguimento del fuggitivo solitario del comando, che ha un vantaggio adesso che è veramente risicato. Pochi secondi ancora per Riccardo Soldani dell'Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo. Come vediamo adesso gli atleti della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano si riportano su Riccardo Soldani, gruppo compatto quando sono stati percorsi 32 km. Parte un atleta in contrattacco, si tratta di un ragazzo della società sportiva Olimpia Valdarnese. Adesso andremo a vedere il dorsale e su di lui si porta subito un ragazzo della San Cascianese Ciclismo. Ha provato ad allungare con il 18 Simone Ottavi, ma come vediamo dalle immagini adesso piove copiosamente sul percorso di gara. Siamo al 40° chilometro di gara, come vediamo il gruppo si è ridotto, sono una ventina di unità, anche qualcosa meno, che fanno parte del plotone. Siamo nel corso del secondo dei 3 giri più impegnativi che comprendono la salita verso Fontana. Siamo in vista della località di Bella Vista. Ancora al comando l'atleta che avevamo visto scattare in precedenza con il dorsale numero 18, sta guidando il gruppo Simone Ottavi del gruppo sportivo Olimpia Valdarnese. Gli dà il cambio con il 19 Iltian Nica invece del pedale mancianese, ma come vediamo il gruppo viaggia compatto e come potete vedere da queste immagini la pioggia sta cadendo in questo momento copiosa sul percorso, su questi ragazzi che sono rimasti in gara nel 59esimo giro dei Tre Comuni. Questa classica del ciclismo in terra toscana, valida anche come il 17esimo trofeo Lasa Idea, ed organizzato grazie al contributo della Lasa Idea, dell'azienda agricola Montal Pruno, dell'Elettrodiesel De Santi, del negozio Pecchia Abbigliamento Uomo-Donna, il contributo della torrefazione Caffè Mocha Flor, l'Enasa di Lazzari Fabio, Verniciatura Ruci, Lavoriamo per l'ambiente, il contributo dei fratelli Mori, commercio rottami ferrosi e non, l'appoggio anche della Meggiorelli Illuminazione e Arredo, dell'autofficina Carrozzeria Soccorso Stradale 24 ore di Giachi. Siamo ormai in vista del suono della campana che segnalerà l'ultimo giro, quindi gli ultimi chilometri di questa classica del ciclismo, il 59esimo giro del Tre Comuni. Passa in questo momento il gruppo da Staggia Senese. Quando gli atleti ritransiteranno da questa località posta nel comune di Poggibonsi ci sarà l'arrivo, ed allora in testa al gruppo con il dorsale numero 25 a guidare il plotone che ormai si appresta ad affrontare per la terza ed ultima volta la salita verso Fontana troviamo Piotr Sokolowski della società ciclistica Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. Vediamo che adesso è un atleta anche della Olimpia Valdarnese con il 17 Roberto Burbi. Siamo ormai nelle prime rampe della salita verso Fontana, arriva anche il 22 attivissimo Nicolò Reali della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che sta in questo momento facendo il ritmo nella salita verso Fontana. Ancora vediamo Burbi in seconda posizione, poi atleti della San Cascianese Ciclismo. Come vedete anche da queste immagini, pioggia copiosa sul percorso, davvero una giornata molto impegnativa, una giornata
eroica per questi ragazzi che hanno affrontato un percorso, come ho già detto, particolarmente impegnativo, disegnato sui saliscendi tipici della campagna senese e che farà emergere sicuramente uno degli atleti più in forma del momento. Ancora c'è una fase di studio in questo momento proprio nel tratto più impegnativo della salita verso Fontana. Vediamo anche con il numero 35 Francesco Acco lì in testa al gruppo, poi lasciamo arrivare con il dorsale numero 13 della ciclistica figlinese. Abbiamo visto Marco Brogi, ma ci prova in questo momento Francesco Acco. Alle sue spalle con il dorsale numero 20 abbiamo Lorenzo Friscia. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna di Fontana, a tutta in questo tratto impegnativo della salita. Francesco Acco, San Cascianese Ciclismo, appassa per primo al Gran Premio della Montagna. Alle sue spalle Friscia in terza posizione con il dorsale numero 14, Stefano Tinaglia in quarta con il dorsale numero 33, Manuel Pesci. Questi atleti si sono leggermente avvantaggiati, arrivano anche altri ragazzi. Abbiamo visto con il dorsale numero 8 Andrea Olmastoni, con il 15 in questo momento Alessandro Rugi, poi abbiamo con il dorsale numero 16 Matteo Trippi, con il 9 passa in questo momento Matteo Pandolfi. Questi sono tutti i gruppetti che si sono formati nell'ultima ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Fontana. Questi atleti accusano un ritardo di 40 secondi quando ormai siamo nelle fasi finali del 59esimo giro dei tre comuni, ormai ultimi 3 km. C'è un attacco solitario, si tratta del dorsale numero 13 che sta portando un attacco. Si tratta di Marco Brogi quando ormai mancano meno di 5 km alla conclusione. Ci chiede del vantaggio che in questo momento è nell'ordine dei 15 secondi, quindi l'atleta della ciclistica figlinese sta spingendo ancora negli ultimi chilometri di questo 59esimo giro dei tre comuni. L'atleta che vediamo nelle immagini, dorsale numero 13 di gara, al secondo anno nella categoria, è nato il 3 aprile del 1994, si è avvantaggiato nei confronti del gruppetto che lo sta inseguendo in questo momento con un ritardo di 16 secondi. Poi andremo a vedere la situazione alle sue spalle, ormai in vista della località di Bella Vista, l'atleta della ciclistica figlinese che sta pedalando veramente molto forte sotto la pioggia in questo 59esimo giro dei tre comuni. Andiamo a vedere la situazione alle sue spalle, troviamo con il numero 19 all'inseguimento Yitrian Nica, poi con il 18 abbiamo visto Simone Ottavi e chiude con il dorsale numero 8 il compagno di squadra del fuggitivo Andrea Olmastroni. Quindi 3 atleti all'inseguimento del fuggitivo solitario al comando che stanno cercando di riportarsi su di lui. Il corridore che guida è ancora, lo ripeto, Marco Brogi, mentre il ragazzo che sta guidando l'inseguimento in questo momento è Simone Ottavi della società ciclistica Olimpia Valdarnese. Quindi questi 3 atleti stanno cercando di riportarsi su Marco Brogi. Non sarà facile perché lì c'è un compagno di squadra del corridore al comando, si tratta di Andrea Olmastroni, che sicuramente ha tutto l'interesse a non far arrivare la fuga. Ma torniamo in testa, ancora ottima l'azione di Marco Brogi, ciclistica figlinese, ormai negli ultimi 2 km e 500 metri di gara sta spingendo a fondo il ragazzo che, come vediamo in questo momento ormai nel tratto finale, sono stati ripresi i 3 atleti che erano all'inseguimento. Quindi c'è un drappello che in questo momento sta inseguendo il corridore solitario del comando Marco Brogi. Questi ragazzi hanno un ritardo di circa 10 secondi, quindi ancora una situazione particolarmente fluida, potrebbe ancora succedere di tutto. Li vediamo sfilare in questo momento i ragazzi che compongono il gruppo. Chiude in questo momento il plotone un atleta della ciclistica figlinese. Risaliamo adesso il gruppo, troviamo con il 35 Francesco Acco, era stato lui a promuovere l'azione nella salita di Fontana. Poi con il 24 Nico Montomoli, atleta di casa che ha corso lo scorso anno nell'Unione Ciclistica 2000, che abita proprio qui vicino a Colle Valdelsa. Ma vediamo c'è un allungo adesso in testa al gruppo, ma noi adesso ci riporteremo sul corridore al comando e andiamo quindi sul traguardo, perché ormai è segnalato all'ultimo chilometro, ormai in vista del traguardo. Eccolo qua, un applauso per Marco Brogi che va a vincere il 59esimo giro dei tre comuni, una bella vittoria. In seconda posizione arriva adesso Lorenzo Friscia, terzo Stefano Tinaglia, quarto Manuel Pesci, quinto Ilian Nica, sesto Andrea Olmastroni, settimo Francesco Acco, ottavo Matteo Pandolfi, nono Alessandro Ruci e decimo Matteo Trippi. Una vittoria splendida quella di Marco Brogi, una cavalcata solitaria
sul percorso del Giro dei Tre Comuni, una grande vittoria di prestigio in questa classica del ciclismo toscano. Andiamo ad ascoltare le interviste che ha realizzato il collega Marco Luchi. Marco Brogi, ciclistica figlinese, trionfatore questa mattina a Staggia. Seconda vittoria per te, un allungo nel finale, credo veramente alla grande, stagione bruttissima. Sì, pensavo di non farcela ai primi giri perché ho perso le ruote nelle salite più di una volta, poi alla fine ce l'ho fatta a non perdere molto in salita, sono rientrato agli ultimi 5 km, ho visto che avevano rallentato, ho provato, ce l'ho fatta. Una prova tua grande, una tua prova, però anche una prova di squadra. Sì, mi hanno dato una grossa mano negli ultimi chilometri, rompendo i campi nel gruppo, e quindi ce l'ho fatta anche grazie a loro. Hai avuto mai paura di perdere? Sì, qui alla fine ho sbagliato, a una curva non ce l'ho fatta girare, quindi ho perso un po' di secondi, ma poi ce l'ho fatta. A chi dedichiamo questa vittoria? Alla squadra, alla mia famiglia e al direttore sportivo, presidente. Siamo con Bruno Bernacchioni, presidente e direttore sportivo, un po' factotum. Ciclistica figlinese sugli scudi questa mattina con un bel allungo nel finale. Sì, cioè questo ragazzo era calato un po' di forma dopo la vittoria del 1° maggio, ora si sta riprendendo perché aveva dei problemi un po' di salute. Ora si sta riprendendo, ha fatto sì, là queste sparate, veramente abbiamo una discreta squadra che anche dietro gli hanno dato una mano per poter andare in fondo nella fuga. Comunque ha camminato bene, si sta riprendendo, speriamo che nel proseguo della stagione di seguitare in questa maniera. Sicuramente è stata, come hai detto prima te, è stata anche una bella prova di squadra perché i ragazzi hanno lavorato tutti alla grande. Sì, hanno lavorato, dietro hanno tenuto, diciamo, il gruppo dentro di sé per dare in mano che andesse in fondo la fuga. Siamo riusciti bene in questa maniera, detto come prima, speriamo di proseguire per la stagione e di fare dei buoni risultati. Siamo con Marcello Perugini, si è conclusa questa fatica qui a Staggia questa mattina, non tanti partenti però insomma una bella gara. Ma guarda, a Staggia c'è un comitato che vi posso dire meraviglioso, io gli sto dando una mano perché si meritano tutto questo, ce la metto tutta e vi garantisco che Staggia dovrà diventare importante perché la 59esima edizione non sono scherzi, qui si parla di persone da generazione a generazione, perciò questa corsa anche la Federazione Ciclista Italiana deve capire che questa è una grande classica e questa è una corsa che si merita minimo 80 partenti e bisogna trovare il sistema per farlo. Va protetta in tutti i sensi. Parlavamo questa mattina con Luciano, il titolare della Lasedea. Prossimo anno 60° anniversario di questa gara, ancora una cosa più bella vuol fare. Un altro anno col San Pieri faremo una manifestazione molto più importante perché lo merita, sono alla 60esima edizione, va risolto questo grande problema e con Staggia, come si dice, sono tutti compatti, ci sono aziende che credono in questa grande corsa e va cercato di risolverla e fare delle grandi cose. Anche per il rispetto di questi ragazzi, questi giovani che vengono a correre qua, credo che partire in 40 soli credo che sia un po' una cosa un po' deprimente. Ma guarda, io ti dico solo una cosa, io sono partito a correre in bicicletta che avevo 6 anni, ne ho 52 e sono orgoglioso che ancora ci siano queste società che cercano di valorizzare questi ragazzi, senza dire che a Poggibonsi abbiamo un professionista come Daniele Righi che è bravissimo, perciò cerchiamo di valorizzare queste cose, tirare su questi ragazzi e lasciare forse, ma non per sottovalutare perché io sono un cicloamatore, ma lasciamo un po' indietro anche gli amatori, ma cerchiamo di portare su questi ragazzi che questi possono essere i professionisti del futuro, ecco quello che volevo dire io. L'appuntamento allora al 2011? L'appuntamento sicuro al 2011. Siamo con Paolo Marafon, doppia veste quest'oggi, direttore di corsa e organizzatore di questa gara. Pochi ragazzi al via, purtroppo 36 iscritti, 30 partiti, una gara così si meriterebbe di più. Sicuramente non tanto per me che organizzo quanto per questi sportivi di Staggia che poi si danno da fare perché questo evento possa essere possibile. Come diceva Marcello Perugini, gli sportivi di Staggia e gli sponsor ci credono in questa gara e veder partire pochi ragazzi così insomma è una cosa che si rimane un po' male.
Sì, quello si rimane un po' male, però purtroppo se c'era 3 corse qui in Toscana e i corridori sono 130, 140, non credo siano tanti di più, i numeri sono questi, insomma. Sicuramente sono mancati gli extraregionali anche. Sono mancati gli extraregionali perché c'era una corsa in Umbria, ma insomma non è che ci voleva, forse con 2 corse riusciva, si partiva una settantina di corridori. Sotto il punto di vista di organizzazione e di gara tutto si è svolto regolare, il tempo non è che ci abbia assistito più di tanto, però insomma tutto regolare. Sì, era il tempo, si è trovato delle condizioni abbastanza difficili, delle strade scivolose in alcune discese, però insomma sai, eravamo strutturati molto bene, sicché insomma si è svolto tutto per il meglio. Ecco. Sicuramente. Andiamo a Paolo Marafon, ormai sono dei mesi che sei sotto pressione con queste organizzazioni, a che punto siamo ora? Ce n'è ancora qualche altra, comunque si cercherà di farle tutte. Bene, allora il prossimo appuntamento per te per le gare? Ma le gare domenica c'è una corsa a Gracciano, poi c'è la Coppa San Marziale, Memoria al Bacci Alveni, insomma quella ha fatto Lorenzetti Fabio, con sempre un team Perugini, e poi praticamente il 4 di luglio una corsa di giovanissimi a San Gimignano. Per il prossimo anno, 60ª edizione del Giro dei Tre Comuni, si prevede una cosa un po' più bella? Sì, l'impegno è sempre lo stesso da parte del comitato e si cercherà di fare ancora meglio di come sono state fatte queste edizioni. Io tra l'altro ho preso in mano questa corsa alla 51esima, sicché 10 anni. Bene, festeggia anche il tuo 10° anniversario. Grazie. Ed allora appuntamento al prossimo anno con la 60ª edizione del Giro dei Tre Comuni, che sarà valido anche per il Memorial Maurizio Logi e che sarà anche la 18ª edizione del trofeo Lasa Idea, una delle aziende da sempre al fianco dell'organizzazione in questa bellissima classica. Davvero importante l'impegno di questa azienda a fianco delle tante altre che hanno dato il proprio contributo per l'ottima riuscita di questa manifestazione. Da sottolineare l'impegno di Monti, Movimento Terra, Vendita e Noleggio, il Bar Italia a Staggia Senese, il 2+ rappresentanze, agenzia esclusiva per la Toscana, Pasticceria Aurora SRL, Industria Pasticceria Fresca, i primi passi a cavallo, corsi per bambini, adulti e corsi serali. Insomma sono davvero tanti gli sponsor di questa manifestazione: il Chicco di Grano a Poggi Bonzi, l'Elettro 2000, l'autofficina RB di Ramundo Mario, i Figli del Lavoro, la società cooperativa a Staggia Senese. Quindi davvero un impegno importante quello dei partner a fianco di questa organizzazione. Non ci resta che augurarvi il proseguimento e quindi un appuntamento per il prossimo anno al Giro dei Tre Comuni. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.